Oh, Grimilde, non poteva finire così. Allora una notte ho detto, voglio proprio vedere se non faccio più paura. Io sono la regina del male, ho spaventato re, cavalieri, regine e maghi. Ho indossato il mio mantello di squame di pesce abissale. 100 anni non lo mettevo, puzzavo come un baccalà. Ho preso la scopa, non partiva. Son salita sul cavallo, ma sgroppato. Sono andata a piedi, col sottanone sollevato. C'è un posto qua vicino, da dove esce della musica e del fumo. Discoteca si chiama. Lì sì, che è pieno di ragazzini da avvelenare, tramontare e rospi. E mentre correvo lì pensavo, qua faccio una strage, si ricorderanno di me. Grimilde colpisce ancora, la vendetta di Grimilde. Tremate, tremate, le streghe sono... No, questa è vecchia. Dunque, arrivo alla discoteca e vedo due ragazzetti biondi, dolci, timidi, teneri, dei bocconcini. Mi son messa davanti a loro col mio sguardo più perfido. Così! E ho detto, lo sapete chi sono? No, signora. Hanno risposto, sono Grimilde, la regina del male. E adesso, mala sorte, sortilegio, mi trasformerò in due schifosissimi rospi. Allora, la ragazzina mi ha guardato. Ah, nonna, ma di che te sei fatta? Ragazzino, ah bello, non so se sei una donna o un travestito, ma levate che io e Cinzia se dobbiamo affrontare. Sono saliti su una moto nera come un dragone, mi ha puntato contro e io ho detto, attenti, piccoli mostriciattoli, che posso trasformare voi e il vostro cavallo di ferro in giganteschi lombrichi. E ho pronunciato la formula magica, Abracadabra, Pokémon Zagre! Mi hanno investita! 7 mesi all'ospedale con 12 infermieri, tutte suore! Beh, servo, chi è la più sfortunata nel reale? Terza? Sono te!